Buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori. Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostra gradita ospite Stefania Pascut, che è responsabile dell'ufficio Città Sane del Comune di Udine. Buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno a voi. Oggi lei è qui per parlarci in modo particolare delle demenze senili, dell'Alzheimer soprattutto, anche perché nei giorni scorsi al Parco Moretti è stata inaugurata una panchina viola, che vuole essere un po' il simbolo, no, di tutte queste persone. Sono pensate quasi, se non oltre 25.000 nella nostra regione, le persone affette da demenza senile. Bene, partiamo proprio da questo presupposto, dall'inaugurazione di questa panchina verde, questa panchina viola, il simbolo. Sì, diciamo che appunto la panchina viola è stata inaugurata come simbolo per la città, per tutti i cittadini, rispetto al fatto che le associazioni e le istituzioni ci sono sul territorio, ci sono e vogliono fornire supporto a tutte le famiglie, a tutte le persone che hanno, diciamo, questa problematica. Il motto dell'Associazione Alzheimer è proprio quello di informare ed esserci, quindi farsi conoscere, ma nello stesso tempo anche essere presenti a supporto delle persone. Ed ecco perché è una panchina viola come simbolo all'interno della città. La demenza è una delle sfide diciamo del futuro. Pensiamo appunto, come diceva lei, in regione abbiamo 25.000 persone affette da demenza, di cui circa 6.500 seguite dal distretto di Udine. E diciamo appunto non c'è solo l'Alzheimer, a volte si pensa solo alla malattia di Alzheimer, ma in realtà rappresenta, è la più frequente, rappresenta il 50-60% di tutte le demenze. Poi ci sono le demenze a seguito di traumi cranici, di malattie infettive piuttosto che di diciamo, problematiche cardiovascolari. Quindi si apre veramente un mondo rispetto a questa tematica. Non esiste, come ci dice poi il dottor Cancelli della clinica di neurologia dell'azienda sanitaria dell'ospedale di Udine, che è uno, diciamo, dei nostri anche più affiatati volontari, non esiste un farmaco salvavita. Ecco, diciamo che bisogna lavorare su alcuni aspetti della vita quotidiana Sì, di ci queste sono persone. solo dei farmaci che magari aiutano a A curare, sì, evitare a che evitare, esatto, a il curare il peggioramento sintomo. avvenga in maniera repentina, Esattamente, insomma, in sostanza sono aiuti. esattamente, sì. Per cui bisogna lavorare sicuramente sui fattori di rischio, quindi ipertensione, obesità, fumo. Bisogna cercare di correggere per quanto possibile i disturbi sensoriali, quindi sordità, problemi visivi, ma soprattutto bisogna lavorare sulla prevenzione. Ecco, si stima che il 30-40% delle demenze si possa prevenire proprio attraverso uno stile di vita sano, ed è per questo, diciamo, che le istituzioni, insieme al mondo del volontariato, che mi sento veramente di ringraziare qui, perché anche l'associazione Alzheimer è un gruppo di persone affiatate che regala il proprio tempo per aiutare queste famiglie. È per questo che le istituzioni e il mondo del volontariato si uniscono per promuovere, diciamo, degli stili di vita sani nella nostra città, tra i nostri cittadini. Sappiamo che la salute non è solo fisica, ma è anche mentale e sociale, e quindi la promozione di uno stile di vita sano dal punto di vista dell'alimentazione, dell'attività fisica, ma anche proprio dello stare insieme, del poter socializzare, fare delle attività, è importantissimo. No, si dice, no? È una cosa banale, però si dice sempre mens sana in corpore sano. Ecco, questo Esatto, esatto. è proprio il caso. Comunque, battute a parte, parliamo anche dell'associazione di volontariato. Se non ci fossero i volontari, appunto le persone malate d'Alzheimer cosa farebbero? Dove finirebbero? Infatti appunto quello che dicevo è che il mondo del Che si organizzano fra volontariato. di loro e quindi riescono a trovare perlomeno, no, una sorta di aiuto fra Certo, di loro, certo. c'è questo Ma scambio. guardi, io immagino che, cioè, anche tra i nostri ascoltatori ci siano molte famiglie, molte persone che vivono direttamente questa esperienza, diciamo.
e veramente lo stress a cui è sottoposto il caregiver, Sì. chi presta assistenza, è enorme e tutto quello che può fare l'associazione è non solo dare informazioni, proprio su come gestire i problemi quotidiani che si incontrano nella gestione della malattia, ma anche nel fornire un supporto psicologico, nel mettere a disposizione un neurologo che poi aiuta le persone con le informazioni corrette. C'è uno sportello di ascolto, ci sono dei gruppi di automutuo aiuto, ci sono per esempio i centri diurni, c'è il centro diurno per Vinca che è la realtà che può intervenire diciamo a metà della malattia, quando Ecco, insorgono i proprio primi questi centri sintomi. diurni, come funzionano? Funzionano appunto, una persona può, quando ha i sintomi iniziali, ovviamente non la malattia avanzata, può frequentare questi centri diurni dove si fanno delle attività di stimolazione, delle attività di animazione. Veramente si mantiene viva la persona in modo da ritardare il peggioramento della malattia. Quindi sono assolutamente importantissimi. Ci sono alcune cose su cui stiamo anche lavorando, per esempio il sollievo notturno, che è diciamo, un sollievo temporaneo che si vuole dare alla famiglia in casi di emergenze o quando semplicemente uno ha bisogno di un attimo di respiro, può approfittare di questo diciamo, momento di sollievo e lasciare alla persona del personale che l'assiste per un certo numero di giorni. Stiamo ragionando con la clinica di neurologia sul tema della teleassistenza, della telemedicina, perché sappiamo che spostare queste persone le È un disorienta problema, no? moltissimo e quindi è importante anche potersi vedere a distanza per evitare di appunto disorientarle il più possibile. Quindi veramente si sta facendo un lavoro dove, come dicevo, le istituzioni sono molto presenti, ma dove sicuramente il mondo del volontariato fa un lavoro enorme. Tra l'altro pare che le demenze senili siano in progressivo aumento e non oso immaginare quanto possa aver influenzato anche l'emergenza per il Covid. Anche questa Assolutamente, penso sia una assolutamente, preoccupazione sì, sì. molto pesante, no? Certo, ovviamente le demenze sono in aumento perché la demenza è una patologia che è legata Sì, all'invecchiamento. certo. La nostra popolazione sta invecchiando, siamo praticamente a oltre un quarto della popolazione di Udine, per esempio, con più di 65 anni, quindi è sicuramente un fenomeno in aumento, in incremento. Non solo, ci sono alcuni fattori che influiscono moltissimo, per esempio il ritiro sociale, l'isolamento e la solitudine. E la pandemia ha sicuramente aumentato le situazioni di solitudine. Quello che noi cerchiamo di fare, qui vedete per esempio anche Sì, infatti ha questa portato delle attività, pubblicazioni, sì, no? E così le possiamo mostrare sì, ai nostri telespettatori. Alzheimer Udine, la demenza di Alzheimer, questa sconosciuta, quindi una sorta di vademecum questo esattamente, comportamentale, no? sì, con dei consigli anche utili su come affrontare la malattia, E poi sicuramente. altra cosa, Informa Anziani, una breve Informa guida. anziani, sì, questa è una guida ai servizi che ci sono in città proprio per le persone che hanno in casa, per le famiglie, per le persone che hanno in casa persone anziane, anche non con demenza, ma Sì, diciamo persone che hanno bisogno di un supporto. E infine questo appunto che ecco, rappresenta Menti in cammino, sì. un'iniziativa che da anni portiamo avanti appunto il Comune di Udine insieme all'Associazione Alzheimer e ha lo scopo di organizzare attività di stimolazione cognitiva, di socializzazione nelle aree verdi piuttosto che insomma, in alcuni luoghi della città per poter proprio far stare le persone insieme, socializzare e contrastare questo fenomeno delle solitudini. Ecco, dico proprio solitudini perché oramai ne abbiamo di tutti i tipi per le varie fasce d'età e quindi in particolare per la persona anziana sapere che ci sono delle persone che possono aiutare nel momento del bisogno, ma anche solo delle persone che ci accolgono nel fare attività, nel riscoprire degli interessi che abbiamo perduto,
nello stare insieme, penso che sia fondamentale per poter vivere in modo sano il più a lungo possibile. Ecco, l'aspettativa di vita ormai è di 86 anni, 84, 82 per gli uomini, 86 per le donne, però l'aspettativa di vita sana non va oltre i 65 anni. Diciamo in media ovviamente, poi c'è chi sta bene e chi sta meno bene, però questo ci fa capire quanto è importante investire sulla prevenzione. Senta, ritornando proprio all'Alzheimer, le famiglie, lei mi ha detto che possono avere dei momenti di sollievo, e come vengono aiutate? Perché io ritengo che una famiglia in cui ci sia appunto una persona affetta soprattutto da Alzheimer abbia bisogno anche di un supporto psicologico. Assolutamente, sì, Quindi assolutamente. l'associazione pensa anche a L'associazione, come le questo. dicevo, sì, organizza periodicamente degli incontri con il neurologo, si chiamano proprio 4 chiacchiere con il neurologo e in questo ringrazio il dottor Cancelli che mette a disposizione il suo tempo sono appunto incontri dove in modo molto informale, così vicino alle persone, si vengono date informazioni su come gestire la malattia. Ci sono dei gruppi anche con una psicoterapeuta, ci sono comunque delle persone a disposizione nel caso ci fossero delle informazioni, delle urgenze, delle emergenze. Ecco, l'associazione Alzheimer, se fosse utile, ha sede in via San Rocco Sì. 10. Il numero l'abbiamo scelto anche facile, così ce lo ricordiamo, è 0432 2555 e quindi insomma si può chiamare, contattare l'associazione e tutte le persone. Veramente c'è un gruppo di grande umanità, la nuova presidente, la Susanna Cardinali, diciamo, l'ex presidente, la Mariangela Esente, insomma il vicepresidente Guido De Michelis. Faccio nome e cognome perché veramente sono delle persone poi che sono sempre a disposizione. Bene, ringraziamo Stefania Pascut, che ricordiamo essere responsabile dell'ufficio Città Sane del Comune di Udine. Grazie per essere stata con noi, Grazie a voi. grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito, e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.